ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Io sono appena rientrato dalle vacanze, purtroppo sono stati 10 giorni di vuoto, mi rendo conto, ma ritorniamo subito con la nostra scalata alla Divisione 1. Ci sono stati gli aggiornamenti, ma purtroppo non gli aggiornamenti che ci interessano, nel senso che ancora non ci sono i nuovi giocatori con la divisa del Napoli, non c'è ancora la divisa del Napoli nuova, insomma, secondo me gli aggiornamenti più pesanti arriveranno chiaramente a settembre. Questa nuova fase è iniziata il 3 agosto, praticamente quando sono partito, e finirà il 28, e noi entro il 28 cercheremo di arrivare più in alto possibile, e in questo caso purtroppo ripartiamo dalla divisione 7 e ci servono 9 punti per la promozione. Andiamo subito a vedere chi ci toccherà come primo avversario. E niente ragazzi, intanto vi faccio vedere la mia fantastica nuova borraccia di Dragon Ball. E niente, vediamo chi ci capita. Sarebbe interessante cercare di risalire subito. Cazzo, si muove la camera. Intanto avversario trovato, si la muoio con deficiente, va bene? Juve Napoli subito. Andiamo a vedere chi sono questi fenomeni, ragazzi. Chi sono questi fenomeni? Intanto per quanto riguarda il Napoli, porca troia, Osimhen a terra, ma dai, non abbiamo nemmeno iniziato. Vabbè, intanto qui Olivera in campo, la difesa è ok, e Ciolito per forza. Osimhen è a terra. Tanto io dicevo proprio a proposito di Napoli, spero che arrivino tante belle notizie nei prossimi giorni, tra Osimhen, che pare manchi solo la firma per il rinnovo, e anche Zielinski, che ha deciso di restare, insomma, che a me fa molto piacere, io sono sincero. Ecco qua. E niente, io poi stiamo attendendo di capire se effettivamente Gabri Veiga firmerà con noi. Intanto concentriamoci, si parte. Proviamo ad attaccare subito. Attenzione, Ostigar. Cazzo è io. Intanto, tra l'altro, sono 10 giorni che non gioco, quindi chiaramente mi sono dimenticato pure come mi chiamo qua dentro. Ostigard, proviamo a chiudere. Attenzione. Lautaro per poco non ci purga, raga. Devo un attimo riabituarmi io, perché dopo 10 giorni di assenza e di vuoto chiaramente sembra tutto molto più difficile. Tanto Rachmani, Giannino, Lobotka appoggia per Anghissa, Giannino, Ciuchi prova ad andarsene alla fine, riesce a recuperare palla, chiuso. Tra l'altro Ciuchi non si sa che cazzo farà. Attenzione, Kvaratskhelia prova il pressing, per poco non recuperiamo palla. Attenzione, la recupera Kvara adesso. Simeone fermato, stanno rischiando tanto. Giannino Di Lorenzo recupera palla da Anghissa, che appoggia al Ciuchi Lozano, che arriva al cross. C'è Simeone, sto dicendo Simeone, il Ciolito purga subito la Juve. Fenomeno Ciolito, il Ciolito, ragazzi. 1-0 subito. Ostigard appoggia a Alex Meret, che va largo da Olivera, che appoggia Zielinski per Lobotka, palla per Anghissa, dentro per Zielinski, triangoliamo bene. Simeone, palla per Anghissa, il Ciolito, il Ciuchi perde palla malamente, prova a ripartire la Juve. Avevamo impostato bene, è stato un peccato. No, ma che significa? Ma che significa, vi prego. No, vabbè, raga. Totalmente senza senso. Ci becchiamo il pareggio. Proviamo a rimpostare qualcosa. Attenzione. Ciolito, Ciuchi Lozano, cazzo. Sembra no, ma maronna. Anticipo di Rachmani, importante qui. Anghissa prova ad andare da Simeone, Zielinski, palla per Kvaratskhelia, che spara di poco alto.
Eravamo arrivati in porta, in botta. Tanto io, tra l'altro, in difesa non posso ancora comprare Nathan perché non ci sono ancora i giocatori, quindi Nathan e Cacius ancora non posso prenderli, cosa che ho detto ovviamente anche prima, ma è una cosa che mi fa incazzare per il momento. Simeone, Anghissà, palla ancora per il Ciuchi Lozano che prova il cross, la parata di Ochoa. Forse è un po' forzato il cross lì, Attenzione, Kvaratskhelia prova a recuperare palla su Salah, ma niente da fare. Sciolito non riesce ancora a recuperare palla. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Lorenzo proviamo a chiudere, attenzione, vai Giannino, niente. Mamma mia. Veniamo graziati qui. Veniamo graziati qui. Meret, forse qui poteva andare lungo. Che non c'è lo Simenno, io quindi Di Lorenzo, Anghissà, palla per il Ciuchi Lozano, prova il dribbling, poi fa correre Giannino Di Lorenzo, si ferma Di Lorenzo, attenzione Di Lorenzo dentro per Anghissà, grandissimo cross di Anghissà, c'è Simeone ancora, palla di battuta dal difensore, peccato. Questo è il modo di attaccare. Il Ciolito però mi sembra on fire. Attenzione, palla nostra, grande Zielo, che adesso va subito da Lobo. Attenzione Lobotka. Poggia per Olivera, Zielinski, no, l'ha recuperato, attenzione. Simeone recupera una gran palla, poi Zielo prova ad appoggiare per Kvaratskhelia, calcio d'angolo, calcio una palla per noi. Attenzione, Kvara, palla arriva a Lobotka, perdiamo palla, attenzione, Anghissà fa un gran recupero, poi c'è ancora Lobo che prova ad andare da Simeone, non siamo nemmeno un po' fortunati qui, attenzione, Anghissà dentro per Simeone ancora, Kvaratskhelia. Penetra Kvara, niente da fare, Walker risolve la situazione, Anghissà prova a recuperare l'ennesimo pallone, ci riesce, Ciuchi prova ad andare da Simeone, niente da fare, un po' di confusione adesso a centrocampo, provano a ripartire, attenzione per ripartire la Juve, Ostigard, grandissimo, palla per Kvaratskhelia che dribbla, Kvaratskhelia se ne va Kvara, si ferma, la appoggia a Simeone che prova a cambiare gioco, niente da fare, vai Lobo, grande Rachmani, Lobo, Di Lorenzo, grande palla per il Ciuchi Lozano, Anghissà, ancora per il Ciuchi che si ferma, la appoggia ancora a Di Lorenzo che se ne va, Di Lorenzo, il cross in mezzo c'è, ancora Simeone, il difensore provvidenziale qui. Abbiamo imbastito una grande azione con il Sciolito che Lobo va da Simeone proprio che prova ad appoggiare, non ci riesce, mette giù palla Simeone, si gira, cross di Simeone su Ochoa purtroppo. Guillermo Ochoa, attenzione Lozano prova a recuperare palla, niente da fare. Fortunati qui loro, fortunati. Attenzione Zielinski, grande recupero palla a centrocampo e poi Simeone, palla subito per Kvaratskhelia che ha provato a tirare, niente da fare. Attenzione Simeone, purtroppo recuperato dal difensore lì. Ostigard, anticipo pazzesco, ancora una follia di questo gioco, aiuto. Rachmani. Fine primo tempo ragazzi. Fine primo tempo 1-1, Juventus Napoli 1-1. Stiamo giocando molto bene secondo me, forse avremmo meritato anche di più, ma per il momento siamo 1-1. Bella partita. Simeone, Lobotka, palla per Olivera, va da Zielinski, palla per Lobotka, errore ma recupera palla Lobotka, fantastico Lobo, poi va da Kvaratskhelia, fantastico Kvaratskhelia, prova il dribbling, fermato da Kyle Walker, Sofia, grande attenzione palla al Lobo, ancora per Zielinski, forse era in fuorigioco, invece no,
E invece no! Palla per Olivera, il cross. Calcio d'angolo ancora. Calcio d'angolo ancora. Riproviamo. Questa volta andando da Anghissà per la spizzata. Lobotka va da Anghissà che prova ad appoggiare. Niente da fare. Attenzione, Ostigard esce. Recupera palla Ostigard. Fantastico, palla per Simeone. La parata di Ochoa ancora. Incredibile. Il Ciolito vicino alla doppietta. Zielinski prova a recuperare palla, niente da fare. Lobotka recupera palla adesso. Buon break. Olivera, palla per Simeone che si gira, fermato da Emilio Martinez. Anghissà recupera una gran palla. Anghissà poi la dà al Ciuchi Lozano che cambia tutto verso Kvaratskhelia, un po' corta. Zielo la mette giù ma la consegna praticamente agli avversari. Prova a ripartire la Juve con Messi, ma grandissimo Rachmani. E poi palla per Anghissà che la allarga a Di Lorenzo che vede Zielinski forse un po' in ritardo e Zielo se la porta fuori. Se la porta fuori Zielo, peccato. Peccato. Kvaratskhelia, attenzione, Olivera. Break di Olivera. Fantastico, Olivera. Anghissà, attenzione. C'era Quara, poi va verso Olivera che crossa in mezzo, Ochoa la para e mette fuori, recupera Lozano, palla per Lobotka, Di Lorenzo, Lozano, cross in mezzo, il Ciolito non perdona, il Ciolito non perdona. 2-1 ragazzi, 2-1, azione pazzesca, azione pazzesca. Ci riportiamo su. Attenzione, Rachmani appoggia per Anghissà, tra l'altro un vantaggio meritatissimo secondo me. Di Lorenzo prova a far correre il Ciuchi che rientra alla grande, prova ad andare da Simeone, ora break di Zielinski, palla arriva alla fine a Kvaratskhelia, palo, pazzesco palo di Kvaratskhelia ragazzi, pazzesco palo di Kvaratskhelia. Attenzione, Ostigard prova ad allargare ancora verso Kvara che si ferma, prova il dribbling, Kvara, fantastico, Kvaratskhelia, prova il cross e palla e calcio d'angolo. Calcio spettacolo per il momento. Stiamo dominando, infatti penso che non vorrei cambiare nessuno. No, io ho fatto una cagata, chiudo tutto, bene così. Ci siamo. Loro avranno cambiato qualcosa, noi stiamo per il momento bene così. Lobo, proviamo ad andare ancora da Anghissà, la palla per arrivare al Ciuchi, la palla poi finisce lo stesso Ranghissaro con rimpallo, cross in mezzo di Lorenzo, palla telefonata verso Ochoa. Lobo, grandissimo Lobotka che poi prova addirittura il tiro, recupera palla, attenzione, palla per il Ciuchi Lozano dentro per la tripletta del Ciolito Simeone, 3 assist di Lozano, 3 gol del Ciolito e si vola ragazzi, e si vola sul 3-1 contro la Juve. Tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. 3-1 contro la Juve, attenzione, grandissimo Giannino Di Lorenzo e poi Lozano, Zielinski, palla per Kvaratskhelia che prova a cambiare tutto verso Ciuchi Lozano che prova a correre, niente da fare. Grandissimo Giannino Di Lorenzo che recupera palla, servito poi da Anghissà di nuovo. Di Lorenzo che prova il cross, c'è Simeone, prova il tiro, niente da fare, poi la palla rimbalza su Anghissà. Peccato, peccato. Ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare. Ochoa, lancio lungo, attenzione. Olivera, Zielinski per Kvaratskhelia, se ne va Kvara, punta Kvara, dribbling di Kvara, cross in mezzo. Ochoa anticipa ancora il Ciolito ragazzi. Sarà comunque rimesso in gioco con le mani. Fallo laterale, questa volta qualche sostituzione la voglio fare. Tolgo un po' Anghissà, metto Elif Elmas, tolgo un po' il Ciuchi e metto Zermin, vi dico la verità, metto Zermin, ok,
faccio diventare seconda punta e Gaetano, Napolitano, raspa, un po' raspa. Non so se togliere il ciolito, non lo toglierei, no, va bene così, vai. Mettiamo Zerbin, ragazzi. Bene così, attenzione, non so chi cazzo darla, la do a Kvaratskhelia che si ferma e la dà dietro a Lobotka. Attenzione, palla dentro per Zielinski, niente da fare Lobo. Di Lorenzo recupera palla per Zerbin proprio. Zerbin va di nuovo da Giannino Di Lorenzo, bella combinazione Di Lorenzo dentro, c'è ancora il Ciolito, niente da fare, Zerbin riesce a recuperare palla, Lobo deve metterci una pezza, rincorre la palla Lobotka, fermato qui, Rachmani, chiusura pazzesca, poi palla a Zielinski che va da Kvaratskhelia, la palla non arriva a Kvara, attenzione deve ripiegare Olivera, vai anche Ostigard, gran chiusura e poi Olivera verso Zielinski che allarga per Kvaratskhelia che stavolta cambia tutto verso Zerbin che prova a correre, se ne va Zerbin, prova ad andarsene sulla fascia, se ne va. Poi prova il cross, non c'è nessuno, però arriva il Ciolito adesso. Recuperiamo palla con Zielinski. Ah, zero. Errore di valutazione qua di Piotr. Poi Giannino recupera palla, ancora Elmas. Ancora errori di valutazione, peccato qui perché stiamo poi rischiando inutilmente di far ripartire la Juve. Attenzione Olivera, prova a chiudere Walker, niente da fare, Ostigard va in chiusura. Walker passa, ma Elmas spazza tutto verso Kvaratskhelia. La palla poi fermata da Zielinski che la dà a Kvaratskhelia, si ferma Kvara, fermato. Attenzione, recuperiamo ancora palla con Olivera, Kvaratskhelia, Zielinski, palla per Simeone, prova ad andarsene fra due, niente da fare, ma la Juve 3-1 contro la Juve, si vola, tripletta del Ciolito e prima vittoria, questa divisione 7. Cominciamo molto bene.